invitata a partecipare e non avevo esitato un attimo a portare chiaramente l'esempio dell'opera di Pinuccio. È lì che avviene il nostro incontro, dico professionale, no? Quello umano, quello emotivo era già avvenuto, e appunto è sopraggiunto questo altro momento importante che mi ha portato ad inquadrare la sua produzione, quindi la sua opera, nell'ambito della storia in generale, della scultura italiana e della scultura europea, per cercarne di comprenderne fino in fondo l'originalità, l'apporto della sua ricerca. Il professore parlava di bellezza, ma anche di coinvolgimento e di relazione. Pinuccio nei primi anni 90 fa qualcosa che poi viene storicizzata successivamente negli anni futuri, che si chiama arte relazionale e che parte proprio dal bisogno di produrre per coinvolgere, per interagire, per rendere il fruitore lui stesso appunto un elemento facente parte dell'opera, quindi coinvolgerlo per aumentarne il valore del prodotto artistico e quindi dell'opera creata. Ma tornando appunto a quella occasione dell'incontro professionale, bene, era necessario fare un discorso di inserimento della ricerca di Pinuccio all'interno della storia della scultura, ed è lì allora che appunto è emersa, intanto è emerso il suo aggiornamento continuo a tutto quanto avveniva nel resto dell'Europa e del mondo, quindi perfettamente in linea con le ricerche della modernità e della contemporaneità, e poi appunto l'andare a definire le sue pietre sonore come opere d'arte capaci di avere una doppia vita. Ecco, adesso cerchiamo di spiegarla, no? Da un lato la vita museale, da un lato la destinazione ad essere contemplate come sculture, no? Nella loro immobilità, nella loro staticità, quindi il megalitismo che ha ispirato Sciola, il legame profondo con la memoria, quindi il dialogo con il passato, con le origini protosarde, la voglia di collegarsi sempre e comunque al proprio passato identitario, ma un'identità nella quale l'intera collettività potesse riconoscersi, e poi la vita musicale, quindi due momenti distinti, due anime distinte, la bellezza della scultura e poi la fruizione musicale, e poi le opere, le pietre protagoniste a partire dagli anni 90, da quando Paolo Fresu le ha presentate per la prima volta a Time in Jazz a Berchida nel 96, la fruizione musicale. E in questo Sciola, io ora parlo chiaramente da storico dell'arte, si è legato a tutto un discorso, cioè la sua ricerca si lega a un discorso relativo ad un momento della storia dell'arte in cui si abbattono le barriere, si assiste ad una ibridazione di linguaggi, quindi la pittura, la musica, il teatro e le altre forme d'arte convergono per realizzare prodotti nuovi, nuove pratiche artistiche, che sono i linguaggi delle cosiddette neo-avanguardie. E Sciola lo ha fatto a modo suo, dando un contributo assolutamente originale, inedito, nuovo, combinando alla staticità e all'immobilità della scultura l'immaterialità, come lui amava dire, del tempo e della musica, quindi questo doppio incontro, rendendola da un lato opera d'arte che può essere contemplata, semplicemente vista e ammirata, e dall'altra invece trasformarla in uno strumento musicale, perché è così. Perché sono strumenti musicali a tutti gli effetti, perché le pietre sonore sono state protagoniste di numerosi momenti performativi, di numerosi concerti, ma parlo sia della sua, nessuno dimentica appunto il concerto di Pierre Fabre, del percussionista di fama internazionale, che si è cimentato nella creazione di una vera e propria installazione sonora suonando le pietre di Sciola, ma ci sono poi anche altri esempi differenti di compositori che hanno legato la voce delle pietre sonore alla voce umana e quindi legato le pietre al coro, o ancora tutta una serie di ricerche che hanno congiunto quei suoni così acustici, fisici, inediti che Pinuccio riusciva a produrre con le sue pietre alla musica contemporanea, alla musica elettroacustica. Quindi insomma ha attirato l'attenzione di storici della musica, di musicologi. Pensate, saprete, molti di voi lo sapranno probabilmente, ma esiste un laboratorio permanente all'Accademia di Brera dedicato alle pietre, strettamente legato alla sperimentazione con le pietre sonore di Sciola, intitolato proprio alle pietre sonanti, e gli studenti hanno la possibilità di cimentarsi in nuove creazioni scenografiche, musicali, attraverso l'opera di Pinuccio. Insomma, tutto questo per volervi dare sia un
quadro velocissimo di quella che comunque è stata l'originalità del suo discorso e della sua ricerca in ambito più ampio, in ambito italiano ed europeo, perché gli scultori che dagli anni 60 hanno lavorato con le pietre e col suono lo hanno fatto per la maggior parte delle volte attraverso la percussione. Invece sappiamo, e lo abbiamo visto, ci ricongiungiamo alle mani di cui parlava il direttore inizialmente, Pinuccio non suonava attraverso la percussione, ma attraverso l'accarezzamento, attraverso lo sfregamento o delle mani o di un oggetto, sempre di pietra anch'esso, per ottenere una musica che lui diceva metaforicamente l'anima della pietra, che veniva da che cosa? Da questa sua straordinaria intuizione, quindi di lavorare attraverso quell'aria che circola negli interstizi dei tagli che lui realizzava nelle pietre e che arriva a produrre dei suoni inediti, dei suoni complessi, strutturati, ma liberi, come lui amava dire, no? Liberi da qualunque partitura musicale scritta e rigida, ma suoni appunto totalmente liberi, come lo era la sua anima e come era appunto la sua voglia di comunicare a chiunque, come si diceva all'inizio, in maniera assolutamente identica, con la stessa attenzione, con la stessa dedizione. E io continuerei, sì.